la signora Giulia, che aveva lasciato soli i ragazzi in camera da letto, rientra preoccupata, è preoccupata perché Sandro è in pigiama e Maddalena ha le gonne, basta un attimo. Insomma, rientra, vede Sandro che si toglie il pigiama e rimane in mutande. Ma Sandro, ma cosa credi di fare? Torno a fare il mio dovere di soldato. State tranquille, ormai è questione di poco. E poi ci sposeremo. E via, su, fino al Col del Pel, dove ritrova i suoi amici e soldati. Stanotte abbiamo ricominciato il nostro lavoro di guastatori. Dobbiamo mettere fuori uso le 2 teleferiche e le linee telefoniche al castello di Serravalle. La parola d'ordine è sabotare. In cielo c'è l'inferno, aerei che precipitano e dal Monte Tomba al ponte della Priula c'è l'Apocalisse e metta ti penso sempre. Parlarti mi dà coraggio. Le nostre fanterie avanzano, interminabili colonne di salmerie austriache si ritirano. Sulla strada Vittorio Belluno. Che confusione. Le cose sembrano mettersi male per gli austriaci. Segno inconfondibile lo spostarsi affannoso e disordinato degli ufficiali. Le prime a fare San Martino sono 500 signorine che erano distribuite tra i vari comandi per mitigare con la grazia e con la cipria l'odore di caserma. Per quanto riguarda il nemico, giù il cappello. Quei ragazzi in divisa austriaca si sono fatti onore, quasi tutti caduti al loro posto, ma io un po' sono confuso, la sfida, il dovere, l'amore, la giovinezza. Il 1° novembre Sandro Tandura rientra al comando dell'8ª Armata. La sua missione è finita.